Riusciremo finalmente ad andare a questi benedetti mondiali? Buongiorno ragazzi, bentornati su Calcio Espresso e oggi è un giorno importante, oggi è il giorno, e sarà anche sperando una serata importante, una serata che auspichiamo sia vittoriosa. Oggi è il giorno di Italia-Irlanda del Nord. Ragazzi, io per l'occasione mi sono messo questa maglia qui. Per chi non la riconoscesse, questa maglia qui è l'ultima maglia indossata dalla nazionale italiana in un mondiale di calcio. Era l'anno 2014. Ragazzi, 2014, 12 anni che non andiamo ai mondiali, 12, oddio, sperando 8, perché poi il 12° anno sarebbe questo qui. Anche se il detto dice non c'è 2 senza 3, io spero che il terzo sia la volta buona, perché nel 2018 lo spareggio l'abbiamo perso, nel 2022 lo spareggio l'abbiamo perso, sperando che stasera la cosa sia un po' diversa, che sia di buon auspicio. Stasera si gioca Italia-Irlanda del Nord, ma andiamo un attimo con calma, andiamo per gradi. Innanzitutto ragazzi vi ringraziamo a prescindere, spolliciate, iscrivetevi al canale, iscrivetevi sui nostri social, mettete mi piace, commentate i video, anzi a proposito ragazzi, se voi diteci quello che pensate su questa partita, sulla partita di stasera, quali potrebbero essere i risultati esatti, che prestazione sarà quella della nazionale, come giocheremo, chi saranno i marcatori, diteci la vostra nei commenti e noi vi ringraziamo solamente e vi abbracciamo virtualmente. Grazie. E ragazzi, oggi è Italia-Irlanda del Nord che, attenzione, andiamo con i piedi di piombo, è solo il primo step. È solo il primo step, perché poi martedì dovremmo affrontare, se tutto va come deve andare facendo corna, la vincente di questa partita di stasera, e speriamo siamo noi, andrà ad affrontare la vincente di Bosnia contro Galles. Quindi non è finita se stasera vinciamo, ma stasera bisogna fare l'Italia. Bisogna essere credibili. Bisogna essere credibili scendendo in campo. In campo devono scendere 11 persone, 11 giocatori, 11 calciatori che devono sputare sangue dalla 20:45, che è il fischio d'inizio, fino a che l'arbitro non fischia la fine della partita. Onorando questa, perché con questa, indossando questa, dietro c'è la responsabilità e la pressione di tutto il paese. E lo dice bene in conferenza Gattuso. Gattuso dice: io sento la pressione perché so che dietro, sulle mie spalle, ho la responsabilità di tutto il paese. È la partita più importante della mia carriera calcistica. Ed è vero, ragazzi, ed è vero, perché non possiamo permetterci, noi movimento calcistico italiano, di perdere un'altra occasione del genere. Dopo 2 esclusioni di un mondiale di calcio, essere fuori anche il terzo anno consecutivo sarebbe una mazzata tremenda. Una mazzata tremenda. Il problema, ragazzi, è soprattutto come si scende in campo. Alcune partite del girone di qualificazione per i mondiali le abbiamo viste, forse le abbiamo anche commentate in qualche video, in qualche live. La partita contro l'Israele, per esempio, io la tengo qui. Cioè, raga, quella partita, a parte che fortunatamente l'abbiamo portata a casa, ma l'abbiamo giocata al Cardiopalma. E l'Italia non può permettersi di scendere in campo in quel modo. Oppure l'Italia non può permettersi di scendere in campo come l'anno scorso, quando prendemmo 3 pappine dalla Norvegia, oppure quando ne abbiamo prese 4 a ottobre, perché l'ultima partita che ha giocato l'Italia in nazionale è stata contro la Norvegia, ne abbiamo prese 4 di pappine. 4. Quindi l'Italia deve fare l'Italia. L'Irlanda del Nord, ragazzi, non è una squadra difficile. Attenzione, rispettare sempre gli avversari. Sempre rispettare gli avversari. Ma se l'Italia fa l'Italia, i giocatori dell'Italia fanno i giocatori dell'Italia, sapendo che con questa portano sulle proprie spalle un paese intero, questo non deve diventare un peso, deve diventare un onore portare questo addosso. E quindi devono rappresentare tutto il paese e devono metterci non il 100, il 150% delle proprie forze.
perché questa partita qua deve essere portata a casa convincendo. Vincere aiuta a vincere. Oggi possiamo passare il primo step e martedì, boom, boom, bang, boom, bang, dobbiamo passare e arrivare nuovamente ai mondiali, perché ragazzi, dopo 12 anni, non è possibile non vedere a giugno i mondiali tifare davanti alle televisioni, stare insieme, tutti insieme davanti in un bar, davanti a uno schermo e tifare per l'Italia. Ci sono delle generazioni che non sanno cosa vuol dire tifare l'Italia ai mondiali e non va bene. Quindi, detto ciò, è uscita oggi la probabile formazione dell'Italia di stasera alle 20:45, come dicevo, e ricordiamo che ci sono stati dei giocatori che andranno in tribuna, che non sono stati convocati per la partita di stasera contro l'Irlanda del Nord al Gewi Stadium di Bergamo. A memoria mi ricordo Caprile, Cambiaso, Coppola, Cambiaghi e l'infortunato Scamacca, che non riesce a recuperare neanche per la panchina, sperando che ci sia la possibilità di vederlo disponibile per martedì. E nel frattempo questa è la formazione che hanno dato i vari siti come formazione probabile per stasera. Giochiamo con Donnarumma in porta, un 3-5-2 con la difesa a 3, con Calafiori, Bastoni e Mancini sulla destra, Locatelli da fare da regia, Tonali, Barella, Politano che era mezzo acciaccato ma sembra essere recuperato, Di Marco a sinistra, Ken e Retegui. Raga, non c'è stato di forma che tenga. Nei vari club ovviamente ci sono dei giocatori, vedo Ken, vedo Di Marco, vedo Bastoni, stesso Barella, che diciamo stanno un po' zoppicando, ok? Oggi è diverso. Oggi bisogna trovare delle energie mentali, energie nervose diverse rispetto ai club. Oggi, ripeto, si fa la storia e non c'è nulla che debba limitare questa cosa. Quindi l'unica cosa che c'è da fare è andare in campo, 11 leoni, sputare sangue, portarsela a casa e appuntamento a martedì. E detto ciò, vi saluto, sempre Forza Italia e che Dio ce la mandi buona.